Siamo partiti? Ci siamo? Sì, benvenuti a tutti quanti a questa nuova puntata di Calcio e Mercato con l'inossidabile amica mia Come vuoi tu. Vincenza Gallo. Benvenuta Vincenza. Bentrovato Pippo, bentrovati a tutti voi. I complimenti al parrucchiere te li faccio io, veramente un capello stupendo. Grazie. Allora lo possiamo nominare? Sì, come no, per Un carità, grazie lo spoiler si può a fare. Francesco Pascuzzi, Marconi Beauty, grazie. Bene, è passato anche lo spoiler. Quest'oggi abbiamo ospiti virtuali modello Covid per il semplice motivo che, come tutti sapete, restrizioni e via dicendo. Vabbè, non la facciamo lunga. È con noi l'ex centrocampista del Cosenza Calcio, Luigi Massimilla. Ciao Luigi. Pomeriggio. Buon pomeriggio a te e soprattutto buon pomeriggio al mitico Attilio Malena nel suo antro malefico dove elabora certificati di calcio, passaggi di calciatori. Attilio, scherziamo, come stai? Benvenuto. Ovvio, buon pomeriggio a tutti, ben trovati. E allora partiamo subito con te per il semplice motivo che so che hai delle notizie, come dire, freschissime di giornata, meglio delle uova della gallina. Vai Attilio. Ma è una settimana importante, decisiva, partendo dal Crotone in Serie A. Il Crotone si è scatenato nel corso del weekend, 6 trattative concluse, è arrivata l'ufficialità per quanto concerne Vulic, ne avevamo parlato nell'ultimo appuntamento insieme, visite mediche quest'oggi per Cigarini, firmerà un biennale anche Rispoli, ci siamo anche per Emanuele Riviera in attacco, oltre Vulic in arrivo anche Draguš, per cui è un Crotone che attende anche novità dall'Atalanta per quanto concerne l'eventuale trattativa che potrebbe portare alla corte di Giovanni Stroppa anche Reza. C'è un filo diretto con il Napoli anche per quanto concerne eventualmente Luperto. Prima però il Crotone deve far uscire un difensore, presumibilmente Spolli o Pass o dal Bologna, oppure lo stesso Luperto dal Napoli o dell'Orco, di cui vi abbiamo raccontato in maniera netta e preventiva nel corso della scorsa settimana. Ma sarà una settimana importante anche per quanto concerne i rinnovi possibili del Cosenza, vicinissimo quello di Corsi, semplicemente una formalità, si va verso un biennale insieme, c'è stato un riavvicinamento nel weekend anche con Vittante. Sarà una settimana importante anche per decifrare il futuro di molti calciatori che hanno fatto benissimo con la Regina nella scorsa stagione, vedi lo stesso Reginaldo, mentre il Catanzaro attende nelle prossime ore buone nuove sia da Blondet che per Sarao, entrambi in uscita dalla Regina. E allora Luigi Massimilla, il calcio è cambiato da quando calcavi tu le scene, i rettangoli, che una volta erano veramente rettangoli di calcio, oggi praticamente si gioca su un tappeto che viene installato ogni stagione, quasi un prêt-à-porter, è diventato un po' anche il Manterbos, un business, tra altre cose sul Marulla stanno facendo degli interventi importanti perché ogni anno questo tipo di coperture, come dire, modifica un po' il gioco anche, perché una volta si giocava su un terreno che era, tra altre cose, parliamo del campo del Marulla, detto da tutti, non un salotto, di più. Che ti rimane di quei ricordi? Allora, innanzitutto l'amore per il Cosenza c'è sempre stato, anche quando sono stato fuori, perché io sono andato via da Cosenza per un solo anno e invece poi dopo mi sono perso per strada perché il Cosenza è retrocesso, io ho vinto il campionato con il Ragusa e quindi ho fatto la carriera fuori. Il Cosenza non aveva una grande società, però aveva una grande primavera, cioè tantissimi giocatori sono usciti quell'anno dalla primavera del Cosenza, che per me è troppo fondamentale la cosa, cioè il settore giovanile, se non hai quello non vai da nessuna parte. Tu subito vai col dito nella piaga, mi pare pure giusto, anche perché il Cosenza Calcio, come dire, 8 anni, vittorie sì, però come dire, sta cominciando a organizzarsi come società e soprattutto come società di calcio. La società di calcio non può prescindere da un settore giovanile, vero? Ma sì, perché poi dopo, non essendoci grandi possibilità economiche, devi andare a prendere ogni anno gente in prestito, li valorizzi e poi ritorna alla loro squadra. L'ultima,
stagione forse, ecco, voglio dire, con Pagliuso il settore giovanile sono usciti, ecco, parecchi anni fa sono usciti i giocatori nostri. Questo è un po' una cosa che è sempre stata a Cosenza, un po' andare a prendere gente di fuori con una provincia del genere, però io sono del parere che cioè, nelle società del Cosenza non ci deve essere l'allenatore solo che allena i ragazzi, ci deve essere quello che va in giro, paesi per paesi, a scoprire il talento. Assolutamente, allora ricordiamo benissimo, c'era una struttura con i fiocchi, c'era il Virginia con tanto di foresteria, campo di calcio, erano altri tempi e si era puntato un po' anche su questo filone. Vincenza. Erano altri tempi, però il calcio non cambia, è sempre uguale, c'è molto fumo adesso e poco arrosto, però il calcio rimane sempre quello, la serietà e soprattutto avere il fiuto per il ragazzo valido. C'ha l'ago bello appuntito il nostro Massimiliano. Non solo, in realtà guarda Pippo, è arrivato proprio ora un messaggio da un nostro telespettatore che Luigi ti giro con estremo piacere anche perché tratta proprio sull'argomento cui stiamo parlando. Vorrebbero sapere che cosa pensi se dovessi tu fare un paragone tra quello che è stato ovviamente il passaggio lungo del nostro ex presidente Paolino Pagliuso rispetto ad Eugenio Guarascio, quindi pregi e difetti di entrambi. Allora, io innanzitutto sono tornato un po' tardi, quindi Pagliuso già era quasi alla fine quando sono tornato. Io sono stato poi tantissimi anni in Sicilia e cose varie. Beh, niente, il fatto di investire sul vivaio e quindi sulla gente locale, quindi riusciva a trovare i ragazzi validi che andavano in giro paesi per paesi e sono usciti i giocatori. Adesso io ultimamente non vedo assolutamente, non so da quando a Cosenza non esce un calciatore. È tanto veramente... Questo è triste perché abbiamo una provincia enorme. Non solo questo, quanto vediamo molte società di Serie A e B che vengono qui, che hanno i loro osservatori, hanno i cosiddetti scout, che vengono qui a verificare, molte società giovanili si sono associate a diverse società di A e B, lo vediamo in tutto, anche in città, non solo in provincia. Attilio Malena, io volevo chiederti, discorso giovanile, Crotone-Cosenza, qual è la differenza, visto che tu stai un po' più sul pezzo anche e soprattutto sul Crotone? Ma il settore giovanile credo sia una condizione sine qua non, lo stiamo ripetendo ormai da diversi giorni per poter mettere le basi e guardare al futuro con un certo ottimismo. Per quanto riguarda il Cosenza, il budget è limitato per la prima squadra, figuriamoci per il settore giovanile. È chiaro che si vive alla giornata e si cerca di fare il possibile con quello che si ha a disposizione. Per quanto riguarda il Crotone, visti gli anni di Serie A, si sta attivando negli ultimi anni senza dubbio un processo di crescita importante. Vedi lo stesso Cuomo, vedi lo stesso Zac-Ruggero, sono tutti calciatori cresciuti nel settore giovanile del Crotone che pian piano stanno venendo su. Zac-Ruggero è stato sfortunato per quanto riguarda l'infortunio, l'ultimo che comunque ha dimostrato ampiamente nel corso dell'ultima stagione di poter anche avere un ruolo importante all'interno della prima squadra. Presumibilmente verrà girata la Provercelli per ottenere maggiore minutaggio. Su Cuomo il Crotone ci punta forte. Cuomo è un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile del Crotone, ha avuto un'esperienza importante a Rende per poi tornare più forte di prima al Crotone. Questa è la testimonianza di come dal settore giovanile e dal settore giovanile con i giusti mezzi si può attingere per organizzare una crescita esponenziale anche fatta a piccoli passi, anche perché molto spesso, come giustamente diceva il nostro ospite in collegamento, non servono per forza grandi investimenti e grandi risorse, servono delle idee, serve gente che conosce di calcio, ma soprattutto servono delle strutture idonee per far crescere i giovani. Assolutamente, però cosa che invece la regina, fresco fresco, il presidente Gallo ha recepito subito, che ha fatto? Ha investito subito sul Sant'Agata. Già questo un po' prendendo tra le altre cose un dirigente ex Roma molto bravo con le giovanili, vero Attilio?
Sì, la scelta di Tempestilli fotografa l'ambizione della regina, del presidente Gallo, di tornare ai tempi e ai fasti dell'era Lillo Foti, dove i vari Missiroli, dove i vari Barillà, dove i vari Ceravolo sono cresciuti, sono diventati grandi protagonisti del mondo del calcio e cresciuti al Sant'Agata. Potremmo stare qui realmente 1 o 2 ore a poter raccontare di tutti quei calciatori che sono passati dal Sant'Agata e poi sono cresciuti e diventati protagonisti del calcio italiano, per cui anche la regina ha capito, dopo un iniziale periodo di adattamento, di dover tornare all'antico e di dover tornare a puntare sul settore giovanile. La scelta di Tempestilli fotografa, ripeto, l'ambizione del presidente Gallo di poter crescere in casa talenti che poi, ci auguriamo tutti, potranno essere protagonisti in prima squadra. Il Sant'Agata resta un gioiellino preso in condizioni pietose dal presidente Gallo. Adesso, per chi ha la possibilità di vederlo, di osservarlo, resta un gioiellino di cui la regina si può vantare in chiave nazionale, ma ripeto, delle caselle, Tempestilli, allestire una formazione del settore giovanile di un certo livello, prendere dei selezionatori, dei formatori piuttosto che degli allenatori, perché l'errore, il grande errore di base dove sta? Sta nel puntare nel risultato. A determinate età i ragazzi, i piccoli calciatori devono avere sì la mentalità vincente, ma allo stesso tempo anche divertirsi e cercare di sviluppare quel senso dell'orientamento, quell'uno contro uno che si è perso negli ultimi anni. Vincenzo, il polso della situazione ce l'hai tu, raccontaci un po'. Io in realtà avrei una qua c'è domanda... il numero, potete telefonare, potete scrivere il WhatsApp su questo numero, apparirà qui sotto. Avrei una domanda per Attilio Malena, ovviamente da parte dei nostri telespettatori. Attilio, ti chiedono se ci sono novità per Bittante, che ricordiamo classe 93, terzino, fascia sinistra del Cosenza Calcio, e se ci sono novità anche per Casasola. Allora, partendo da Bittante, lo abbiamo detto nel corso dell'anteprima, c'è stato un riavvicinamento nel weekend, poi è fatto anche un po' di segnali social il mercato e bisogna sempre monitorarli con grande attenzione. Bittante ha pubblicato una stories nel corso dei giorni scorsi con una maglia del Cosenza e il cuore abbastanza grande a testimoniare l'attaccamento di questo calciatore che si è sempre speso nella miglior maniera possibile per il Cosenza con tutte le sue forze. Bittante ha manifestato la volontà di rimanere volentieri al Cosenza e il Cosenza sta cercando di accontentarlo, per cui gli spiragli, le sensazioni che arrivano sono nettamente positive rispetto anche a 48 ore fa. Percorsi, lo abbiamo detto, si va verso un biennale, è solamente una formalità, il Cosenza vuole ripuntare su Corsi e Corsi non ha nessuna intenzione di lasciare Cosenza. Per Casasola, attenzione, perché in casa salernitana potrebbero esserci sviluppi e marce in avanti per quanto riguarda il vero obiettivo di Castori per la fascia destra, quel Kupic che tanto piace all'ex allenatore del Carpi, e arrivando un altro esterno, la strada di Casasola potrebbe essere una strada, al posto che rimanere a Salerno, emigrare verso altri lidi, e sappiamo quanto Casasola possa apprezzare la soluzione legata ad una permanenza a Cosenza. Tempo al tempo, ci sono spiragli per mantenere in organico anche nella prossima stagione Casasola, ma serve tempo, serve pazientare e attendere il momento giusto e che tutte le pedine possano incastrarsi nella maniera più agevole. Anche perché in questo discorso, ovviamente noi seguiamo un po' le onde di mercato, la Radio Mercato dice che nell'affare Casasola potrebbe rientrare Baez, perché con l'arrivo di Socò praticamente ci sarebbe qualcuno che deve andare in panchina, o sbaglio, Attilio? No, non sbagli, ma Baez ha dimostrato soprattutto nell'ultimo scorcio di campionato di essere una pedina quasi imprescindibile per il 3-4-3 di Roberto Chiuzzi. Il Cosenza punta forte su Baez, ma a fronte di un'offerta importante è chiaro che se ne può parlare anche con la Salernitana. Oggi, da quanto ci risulta, la Salernitana è interessata a Baez, ma non ha nessuna intenzione di spendere più di 700.000 euro. Il Cosenza potrebbe chiederne addirittura più di 1 milione di euro per privarsi di Baez. Per il momento le cifre non collimano assolutamente, c'è un gap evidente tra domanda e offerta. Sicuramente, ovviamente il Cosenza vuole una contropartita sostanziosa, anche perché Baez li vale dopo quello che ha dimostrato in campo. E allora c'è la prima intervista ufficiale del Cosenza Calcio, che è quella al nuovo portiere Vladimiro Falcone. Noi ce la sentiamo e dopo rientriamo in studio. Falcone. Sono rimasto alla Samp con il ruolo di terzo portiere e ho cercato durante l'anno di allenarmi sempre al 100% per appunto arrivare a fare l'esordio che speravo fin da bambino, no? L'esordio in Serie A, il sogno di tutti.
e devo ringraziare il mister Ranieri che mi ha dato questa possibilità e niente, me la sono goduta. La prima volta al sud, anche se essendo romano comunque sia un po' di sud ce l'ho dentro, e l'arrivo è stato spettacolare perché mi sono arrivati 1000 messaggi da parte dei tifosi che li ringrazio, li ho letti tutti. E naturalmente mi hanno parlato di Cosenza, che è una piazza caldissima, e spero che i tifosi possano ritornare allo stadio presto perché è il 12° uomo in campo. I rigori diciamo durante il campionato qualcuno l'ho sempre parato, ma mi è andata sempre bene nella lotteria, quando magari in un torneo o cose del genere, oppure a Lucca nel play-out, nella lotteria sono abbastanza bravo, riesco ad intuire. E sì, diciamo nelle uscite per un portiere le uscite alte sono sempre un rebus, perché più giochi, più prendi fiducia e più comunque sia sei consapevole dei tuoi mezzi. Io mi ritengo comunque sia un portiere bravo in questo, però è naturale che le cose vengono sempre mettendo minuti nelle gambe, diciamo. Beh, questo è il nostro nuovo Piplet, così si dice, il nuovo numero 1 del Cosenza Calcio, Vladimiro Falcone. Valentina, no. Veronica. Veronica? Sì. No. Giovanna? No, Giovanna è la moglie di Franco che salutiamo. Vincenza, so che hai un pressing non solo di domande, ma soprattutto di curiosità. Assolutamente sì. Luigi, per te che ovviamente hai una lunga esperienza in materia, ti chiedono qual è la motivazione secondo la quale non si riescono ad affiliare società minori? La pazienza, cioè si vuole tutto e subito. Purtroppo la programmazione è fondamentale nel calcio, quindi se non programmi i miracoli non si ripetono ogni anno. Beh, proprio secca e decisa, anche perché Luigi ti volevo chiedere, il Cosenza ovviamente non parte con grandi capitali, non c'è questo, come dire, una multimilionaria finanziaria che butta soldi, come dire, a carrettate per arrivare subito all'obiettivo, ma c'è un progetto a lungo andare. Guarascia si è dimostrato vincente, che se ne dica pro o contro, i risultati li ha portati, Coppa Italia vinta, Serie B, 2 anni di Serie B, però qualcuno diceva sì, è vero, ma la Serie B non si può sempre affrontare così, perché poi 2 volte ti va bene, la terza volta se continui un po' a lesinare probabilmente ci rimetti le penne. È quello che dicevo prima, cioè una società dove non ci stanno tantissimi soldi, voglio dire, per forza devi far uscire quei 2 o 3 ragazzi che ti consentono di vivere, di fare cose buone. Cioè, volevo aggiungere un'altra cosa per quanto riguarda i settori giovanili, no? Io voglio dare un consiglio agli istruttori di pensare meno alle tattiche e un po' più alla tecnica, perché ultimamente cioè, vedi giocatori che non sanno stoppare la palla, magari non sanno neanche qualche palletto. Quindi è una cosa troppo importante, cioè, dedicarsi anche nei settori giovanili. Se vai, vedi a livello di 12 anni i ragazzi schierati con tutte quelle fesserie che si dicono in giro. Giocatore, se non hai giocatori non ne vinci, cioè, gli allenatori vengono dopo, in secondo piano. E questo dà ragione anche alla politica del presidente Guarascio, perché se non hai la forza di portare a casa uno come Sanagò che costa tanti soldini, devi cercare la strada dei prestiti che poi a fine anno ti porta alla situazione di quest'anno, 17 persone. No, ma è una strada obbligata, non è che gli puoi fare una colpa, no? Finché non irrobustisci la società con giocatori tuoi, con tuoi cartellini, 4-5 anni li devi spendere in questa maniera, è fuori di dubbio. Di tutte le società, non solo del Cosenza, tutte le società, tutte.
Assolutamente, lo ha insegnato anche Crotone, che ha tirato fuori grandi giocatori, Bernardeschi per farne uno, che è arrivato in nazionale, ma ultimamente anche il buon Cuomo, che è arrivato nell'Under 21, il portiere della Regina Plizzeri, che adesso è stato nell'Under 21. E con i prestiti molte volte soprattutto si cresce, non solo tu hai un rientro da parte della società col giocatore che ti dà un apporto, ma hai anche una crescita societaria che ti permette di fare determinati investimenti. Vincenzo. Attilio Malena, invece novità per quanto riguarda il difensore attualmente svincolato 33enne Ignazio Abate? Personalmente su Abate, lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi, non ho avuto particolari riscontri, per cui non sono abituato a commentare notizie che non mi risultano. Certamente è un tentativo che potrebbe andare in porto come non potrebbe andare in porto, però la volontà di Abate di tornare sui campi di gioco è palese, vedremo come si evolverà eventualmente, ma non ho riscontri personalmente su Abate. Assolutamente, abbiamo comunque la prima amichevole, così fra virgolette, del Cosenza. Ieri ha giocato sul terreno del Cosenza, 10 contro 11, praticamente erano la metà giovanotti della primavera, finché non arrivano un po' i nuovi giocatori. Falcone era già in campo, Sacco era in tribuna, si sta allenando a parte in attesa che arrivino i risultati. Come sapete c'è il protocollo sanitario molto ma molto rigido, bisogna fare il tampone, bisogna fare il sierologico, al secondo tampone se è tutto negativo il giocatore viene inserito nel gruppo. Questo è un protocollo che osservano tutte le società, motivo per cui anche le amichevoli sono limitate alle squadre che applicano il protocollo sanitario. Il Cosenza adesso sta studiando chi affrontare, probabilmente una squadra di Serie C fra Francavilla e Vibonese dovrebbe essere una delle prossime amichevoli. Nel frattempo ieri abbiamo visto un Litteri in splendida forma. Io a questo punto a Luigi Massimilla chiederei se si è fatto un'idea dell'attuale rosa del Cosenza. È ovvio che non voglio sparare sulla Croce Rossa, ma quello che è l'obiettivo di Occhiuzzi è quello di puntare sullo zoccolo duro, da lì i discorsi di portare di nuovo a casa Corsi e Bittante e probabilmente qualche altro. Voglio dire, la cosa non è semplice, nel senso che voglio dire, partire con una rosa così ristretta sei sempre handicappato. Io spero che il Cosenza riesca a prendere qualcuno valido che può far crescere questa rosa. E tu hai già, voglio dire, ti sei fatto un'idea, cioè già hai visto quantomeno sia Sacco che Falcone sono due elementi che a mio avviso potrebbero dare una mano a questo organico. Guarda, io non ho seguito il Cosenza da vicino, quindi soprattutto l'anno scorso le ultime partite sono stato vicino alla squadra, così voglio dire, ce l'ho sempre nel cuore il Cosenza e vederlo in quella situazione mi piangeva il cuore. Però non conosco i giocatori, quindi non ne so dire com'è la situazione adesso. Vincenzo, vuoi dire qualcosa tu? Spostiamo un attimo l'attenzione sulla Regina, perché Attilio ti chiedono, sostanzialmente la Regina ha 15 squadre davanti, addirittura danno Questo lo ha detto il direttore sportivo Mirabelli, esatto, parlando della Regina. Dopo lo sentiremo Giusva Branca, che sentiremo nella seconda parte, ha affermato a Regina TV che secondo lui, ma non è secondo lui, è la realtà, la Serie B di quest'anno non ci sono più Juve Stabia, Trapani e Livorno che hanno stentato a fare il campionato. Quest'anno abbiamo fior di squadre. Attilio, scusa se ti ho rubato la parola. No, assolutamente legittimo. È un parere, non sono d'accordo, però è chiaro che un parere autorevole come quello del direttore Mirabelli va sempre ascoltato con molta attenzione. La Serie B è sempre una categoria difficile
da dover affrontare, la categoria più pazza d'Europa secondo gli esperti, e lo certifica la realtà dei fatti, dove i nomi non sempre garantiscono poi i risultati, serve trovare l'alchimia giusta con il gruppo e serve avere realmente una mentalità già impressa dai primi giorni del ritiro, ma è una regina che sta lavorando nella miglior maniera possibile, sta cercando di rinforzare tutti i reparti nonostante le difficoltà del caso. Vedi Attilio, Rami, ti chiedo nonostante scusa, tutto dovrebbe essere la Attilio, ti chiedo settimana scusa, di Diego Falcinelli in direzione regina, bruciato il Vicenza, non era una novità, ma è chiaro che prendere e aggiungere ad un reparto così affollato Diego Falcinelli è un'altra freccia ulteriore, e che freccia, mi verrebbe da dire, nell'arco di Mimmo Toscano. Attilio, ti chiedo scusa, ti devo interrompere al volo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. No. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, rientriamo in studio e stavamo parlando della regina con Attilio Malene. Dovremmo avere in linea anche Giusva Branca da Reggio Calabria, direttore di Stril.it, ex detto stampa della regina, ex presidente della Viola Reggio Calabria. Giusva, ci sei? Un attimo, giustamente la regia. E allora Attilio, giusto per fare il tuo pastone, che avevi cominciato con la regina, te lo finisci, perché questo discorso su Falcinelli, sulla ricerca della punta, un po' è quello che tiene impegnato Taibbi in questi giorni, anche se puntavano addirittura non solo a Falcinelli, si parlava addirittura di Asensio o addirittura di Rivière. Attilio. Manco Attilio ci manca. Va bene, ci avete abbandonati tutti. Poi alla fine sì, vai. di un eventuale passaggio di Asensio. Puoi ripetere perché non è andato. Vai di nuovo. Abbiamo avuto un problema. No, giusto per completare il discorso, c'era un incontro in programma tra Spezia e Genoa quest'oggi per Asensio, per mettere le basi per un passaggio di Asensio alla corte del neo direttore sportivo Mauro Meluso. È una regina che, come stiamo ripetendo da giorni, è impegnata soprattutto sul fronte uscite. Premesso che il Catanzaro ci stia provando non solo per Blondin ma anche per Bertoncini, che non aveva trovato un accordo qualche settimana fa con l'Avellino. Reginaldo con l'eventuale arrivo sempre più probabile, come abbiamo raccontato, di Diego Falcinelli, per cui manca veramente poco. Gli ultimi dettagli, così come per Charpentier, metterebbe alla porta Reginaldo. Premesso e dato per assodato che Sarà non rientra più nel progetto, il Catanzaro e il Catania stanno attendendo l'ultima decisione del calciatore. Per il momento non ci sono favoriti, da quanto ci risulta. Il calciatore già oggi dovrebbe sciogliere le riserve e comunicare la sua decisione definitiva, così come tra oggi e domani Blondin dovrebbe decidere se scegliere o meno. Filtro ottimismo in casa Catanzaro per l'approdo a questo punto anche dell'ex Cosenza e virtualmente ex regina alla corte di Mister Calabro. Intanto l'Alessandria ha fatto questo colpo, si è preso Corazza e in prestito pure Rubin, quindi diciamo che Taibbi sta un po' sfoltendo anche questa rosa. È vero, Giusva? Pronto? Giusva, mi senti? Sono Alessandro Russo, buonasera. Ah, Alessandro Russo, perdonami Alessandro. Ma figurati. Stavamo parlando di regina e stavamo... Pippo, volevo dirti, tanto nel mondo d'oggi questo polpettone di informazioni è così confuso, io potrei essere uno, nessuno, 100.000, quindi va bene così. Assolutamente, Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport con le ultime notizie dalla Rosea. Ma quale, Alessandro, se tu hai ovviamente le tue ultime notizie, noi siamo qua tutto orecchi e chi meglio di te ascoltiamo. Allora, l'ultima notizia, quella più bella da sentire, è il possibile ritorno di Zappacosta in Italia con la maglia dell'Atalanta. Il giocatore d'esterno ex Torino, ex Atalanta, ex Roma può arrivare, perché l'Atalanta ha fallito l'aggancio a calcio e allora punterà dritto su Zappacosta. Prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in alcuni casi. Per quanto riguarda invece proprio una primissima appena battuta dal sito della Gazzetta dello Sport a mia firma, te la posso dare perché già online il Cagliari ha presentato un'offerta per il nazionale argentino González, l'attaccante che piaceva anche al Milan. Prima offerta respinta dai tedeschi della Bundesliga, ma si vedrà. Ma oggi è anche il giorno dell'Inter, che spinge fortissimo per regalare Kanté al tecnico Antonio Conte.
Ci sono contatti in queste ore per regalare il centrocampista poliedrico al tecnico Antonio Conte, mentre Suarez studia l'italiano per arrivare a Torino dopo anni, e la questione del passaporto ormai la conosciamo tutti. Queste le notizie più calde del momento. Alessandro, la vicenda Messi un po' ha spiazzato tutti quanti, aveva, come dire, alzato le antenne di mezza Europa, non solo in Italia, poi alla fine si è sgonfiato tutto di colpo. Ma si è sgonfiato tutto di colpo, è stato un tiro in bolla fortissimo. Certo che prima che uno si separi dalla propria identità personale, calcistica, ce ne vuole, è un mondo senza, come si può dire, senza attributi, e che Messi lasciasse il Barcellona sarebbe stato davvero un oltraggio al calcio. Invece Messi, che è un campione senza tema di smentite, prima di lasciare la propria identità ci ha pensato 1000 volte, e a questo punto ha pensato bene di rimanere al Barcellona per vari motivi e in controtendenza. Certo, le offerte c'erano, si era fatta avanti il Manchester City, si era fatta avanti il Paris Saint-Germain, si era fatta avanti anche l'Inter con forza, ma Messi ha preferito rimanere al Barcellona. Chiaramente c'è stato un effetto domino in questa situazione qui, perché qualora fosse partito Messi ci sarebbe stato davvero un effetto rimbalzo straordinario, come c'è stato lo scorso 2 anni fa con le punte, quando è arrivato Ronaldo alla Juventus. È stato davvero un peccato per il calcio italiano che Messi non sia potuto arrivare. Vediamo alla fine del contratto cosa succederà quando Messi avrà 35 anni. Rimane al Barcellona, dal Barcellona in Italia arriveranno probabilmente 2 giocatori, Luis Suarez alla Juventus e Arturo Vidal all'Internazionale, quindi due giocatori importanti. Un ritorno e un arrivo teaser, perché Luis Suarez è stato seguito per diverse volte dalla Juventus, e per colorare di Calabria questa notizia è stato un giocatore che l'osservatore di punta della Juventus, Ciccio Marino, bandiera rossoblu, ha seguito decine di volte per conto della Juventus negli anni d'oro, prima che Suarez diventasse il pistolero che era adesso. E quindi adesso questo ritorno in auge è una conferma che il laboratorio Juventus di molti anni fa era un laboratorio vincente e che può avere l'onda lunga. Tra altre cose, il DS Paratici della Juventus è uno che ritorna sempre sul luogo del delitto. Io ne parlo qualche volta con Paratici anche nei nostri incontri. Lui è uno che non molla mai la presa. È il numero 1 in questo momento, lo dicono i fatti, visto che la Juventus vince gli scudetti a man bassa, e questa operazione di Suarez è davvero un'operazione a 5 stelle, perché porta alla Juventus il più forte attaccante d'area di rigore in circolazione. Sperando che non si prendano poi a dentate facendo la battuta. Non lo so, Pippo, non lo so, Suarez è un battagliero, è uno di quelli che uno lo vuole avere in squadra, non avversario. Sì, ce ne ricordiamo tutti, va bene. No, quello che volevo chiederti, tra le altre cose, in questo tempo di Covid tutti parlano, non ci sono soldi, però alla fine i movimenti si fanno e sono movimenti importanti. Per quanto riguarda, salutiamo innanzitutto Malena che ci deve lasciare, grazie Attilio, un saluto. Grazie a voi, a domani, alla prossima. Alla prossima. Volevo chiederti, Alessandro, le squadre calabresi comunque aspettano un po', stanno sul chi va là. Secondo te qual è il motivo? Non penso solo economico. No, va, Pippo, mi hai fatto sorridere anche non avendone grandissima voglia. È chiaro che tu sei un bravo giornalista in buona fede e soprattutto molto corretto, e sai bene che quello che muove il calcio purtroppo è solo ed esclusivamente il denaro, ed è evidente che è un motivo meramente economico l'attesa. Non c'è altro motivo se non quello di guardarsi alle spalle e cercare di capire come fare per poter fare delle operazioni. Per esempio la Regina questa cosa non la fa, nel senso che il presidente punta a degli obiettivi, li mette sul piatto e li raggiunge. Il Cosenza fa diversamente, chiaramente, se parliamo delle squadre calabresi di Serie B, deve guardare l'orizzonte, Trinchiera studia la preda, la fa girare, la fa ondeggiare, olè, contro olè, finta, contro finta, palla avanti, palla dietro, la palla poi la può prendere qualche altro club nel mentre. E questo è il motivo. Il Crotone ha un suo menage consolidato con uno staff importante che è il direttore Orsino, la famiglia Vrenna, il DG Vrenna, sanno come fare, puntano degli obiettivi e di prospettiva e reali, e quindi cercano di arrivare all'obiettivo in un'altra maniera. Perché lo fanno, quindi attendono per motivi economici, perché chiaramente tutti vogliono risparmiare, perché c'è qualche cosa non chiara in questo momento di fase post-Covid o di Covid-2. Se gli stadi si riapriranno del tutto, c'è una notizia delle ultime ore
che parla di una riapertura di San 1000 Siro posti, con sì. Inter Milan, ma se non c'è il pubblico mancheranno anche dei sostentamenti incassi economici e quindi bisogna fare di necessità virtù. Assolutamente sì, ma tra le altre cose lo scenario che si dipinge sia per la Serie A che per la Serie B vede un po' uno scenario importante, perché in Serie A, come dire, le ultime arrivate, Spezia, Crotone e Benevento forse un po' meno, si troveranno ad affrontare dei veri e propri giganti, così come in Serie B, dicevo prima, non ci sono più le ultime della classe. Quest'anno, come diceva Mirabelli, c'è da sudare tantissimo. Sì, c'è da sudare tanto, chiaramente, perché diciamo, l'equilibrio regna in un certo senso sovrano, anche se poi le neopromosse dovranno fare un miracolo per rimanere in Serie A. Lo dicono i fatti, no? Negli ultimi anni le neopromosse hanno avuto gravi problemi, Toccate fuga. il Lecce è retrocesso, quindi c'è una disparità. È chiaro che però arrivare in Serie A è importante perché ti porta in un calcio che è completamente divergente rispetto alla Serie B. Cioè, la Serie A e la Serie B non sono neanche lontani parenti dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista economico, purtroppo. Assolutamente sì, chiaramente ci sarà da lottare. Assolutamente sì. C'è Vincenza che ha il filo diretto con i telespettatori e voleva porti una domanda. Prego, Vincenza. prego. Ciao, ben trovato. Ciao. Allora, guarda, una curiosità per quanto riguarda la Coppa Italia. Inizierà ovviamente il 19 di settembre. Volevano sapere se le condizioni dello stadio San Vito Marulla chiedo scusa, saranno per quella data in buone condizioni. Sì, me lo auguro. Io cosa posso dire? No? Non sono sicuramente l'addetto allo stadio, il Cosenza ha uno staff che lavora con professionalità al riguardo e credo che saprà le date e la necessità per far giocare il Cosenza. Mi auguro di sì. Il Cosenza ha uno stadio importante, ha anche dei sì. alle spalle per quanto riguarda questi episodi degli inizi. Ricordiamo Cosenza Verona, una situazione indimenticabile. Io capisco dove vanno a parare i nostri telespettatori e dove vanno a parare i tifosi del Cosenza. Credo che il Cosenza, essendo una società ormai esperta e avendo uno stadio importante, uno staff di lavoro importante e il comune di Cosenza essendo un comune molto organizzato, sapranno come fare per mettere il San Vito nelle condizioni normative idonee. Alessandro, un volo d'uccello sulla Serie C, Catanzaro che ci prova di nuovo con il nostro Cerri, lo conosciamo molto bene, sta facendo, come dire, passando a setaccio la rosa, però la Vibonese non è che sta ferma. Ma nessuno sta fermo, le nostre squadre si guardano intorno. È chiaro che l'obiettivo di avere anche dei prestiti alle categorie superiori è una cosa che può essere utilizzata, quindi ci bisognerà attendere e soprattutto bisognerà aspettare che si sblocchino delle situazioni in A, in B e poi a cascata in C. E questa è la dinamica del mercato, Pippo. È la dinamica anche che riguarda il Cosenza, che riguarda anche quindi Catanzaro, la Vibonese, riguarda queste squadre che devono anche aspettare dei giocatori che arrivano in prestito da squadre di categoria superiore. Assolutamente, quindi è una specie di una catena, come dire, un effetto domino da tutte le varie, perché si liberano le caselle che poi si chiudono. Una cosa Pippo, sì. una cosa voglio dire che riguarda Palmiero, il giocatore che il Cosenza sta provando a portare al San Vito ancora una volta. Chiaramente c'è una difficoltà che riguarda l'ingaggio di Palmiero che è fuori portata per il Cosenza. Se contribuisce il Napoli bene, altrimenti Palmiero andrà altrove. E questo mettiamo un punto definitivo. Io ti ringrazio Alessandro, sei stato preziosissimo come al solito, ti lascio al tuo lavoro e grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi Pippo, un saluto dal studio, ciao. Grazie. E allora se la regia intanto mi prepara il collegamento con Reggio Calabria, sempre telefonico, oggi abbiamo problemi con Skype, avete visto ogni tanto arriva qualche segnale e io vorrei sentire anche il buon Massimilla che sta lì giustamente un'idea, lui se l'è fatta del calcio, lui ci sta dentro il calcio, un'idea anche di questa Serie A, di questo Covid, di questo effetto che ha devastato tutto, te lo sei fatto Luigi? Sicuramente il campionato è stato falsato, cioè prima del Covid c'erano delle squadre che avevano una certa condizione
e subito dopo è cambiato tutto, quindi voglio dire, la cosa non è stata reale, ecco. Un campionato strano, ma a tutti i livelli. Purtroppo, cioè, non si può stare 2 mesi fermi e poi ricominciare. Il Cosenza ha fatto un miracolo. Non solo il Cosenza, dobbiamo dire che anche come dire, i playoff e i playout sono stati un po' una sorpresa. Questo Spezia che è salito in Serie A, anche se dobbiamo dirlo, il buon Angelozzi ci ha lavorato tanto, una squadra di giovani, adesso con Meluso, direttore sportivo, dovrà, come dire, vendere cara la pelle ed è difficile, come raccontava prima Alessandro Russo. Nel frattempo, se riusciamo, ci abbiamo Giusva? Sì, lo abbiamo Pippo. Ci sei, Giusva? Eccomi, buonasera a tutti. Buonasera a te. Dunque, Giusva, io partirei subito con te dalla telefonata ovviamente di Mirabelli, perché alla fine a Reggio Calabria questa cosa un po' ha fatto, come dire, rumore. Dopo quello che è accaduto con Rami, che poi abbiamo scoperto andare al Boavista, c'è un po' questa, come dire, teniamo tutti i piedi ben piantati a terra, ma non solo la Regina, anche Cosenza, anche Crotone. Teniamo i piedi ben piantati per terra, perché non è che i campionati si vincono con i nomi. Che effetto c'è stato a Reggio di questa cosa? Pippo, in realtà si sono cazzati, se mi passate il termine, un po' in tanti tifosi. Però se vogliamo analizzare la cosa con lucidità, al di là dell'intervento del direttore Mirabelli, che ha le sue opinioni rispettabilissime, in effetti, come dicevi tu, credo che sia necessaria un'operazione di valutazione un attimo più approfondita, nel momento in cui un club, in questo caso la Regina, per bocca del suo presidente e anche rispetto alla quantità imponente di investimenti messi sul piatto negli ultimi 18 mesi, punta dichiaratamente ad andare immediatamente in Serie A, e ci puntano in tanti, è chiaro che l'organico che si va a comporre deve essere congruo rispetto a questo obiettivo, al di là del fatto che poi lo si raggiunga o meno, perché il campo poi è sovrano. E in questo senso, se mi chiedi un parere, mi sembra un po' ingeneroso il giudizio di Mirabelli. Ovviamente. Tuttavia, devo dirti che dal mio punto di vista, per l'obiettivo appunto di competere fino alla fine per la Serie A, è una squadra che, nonostante i grossi colpi fatti, necessita ancora di robusti interventi che secondo me arriveranno nel momento in cui riusciranno a mettere in piedi la robusta operazione di sfoltimento dell'organico, che è molto pletorico. Fuori dai denti serve gente in mezzo al campo, forse anche qualcosa sugli esterni, e a questo punto anche al centro della difesa, visto che il campione del mondo Rami è andato in Portogallo. Assolutamente. Intanto prego la regia di mandare in onda l'allenamento in sovraimpressione della Regina, perché la Regina, se non sbaglio, Giusva, ha finito il ritiro e inizia la fase campionato praticamente. Ma la Regina è in ritiro da un tempo infinito, cioè dal 20 di luglio. Dal 20 luglio, una roba del genere. Ha fatto un ritiro tipo mondiali, ecco. Quindi a un certo punto necessariamente Mimmo Toscano, che conosciamo tutti nella sua maniacalità, ha dovuto lasciare andare i calciatori prima che impazzissero tipo Doberman, e adesso sì, sono in modalità campionato. Detto questo, però, come tutte le squadre, sono in modalità campionato con una squadra ancora che è un cantiere rispetto a uscite e entrate che ci saranno. Assolutamente, è una cosa che volevo raccontarti, penso che avrai visto anche tu, mosso dalla curiosità, la partita fra Milan e Monza. Io ho visto un Monza che ha fermato il Milan, e se tanto mi dà tanto il Monza appena arrivato si presenta in questa maniera in campionato, torniamo al discorso di prima. Probabilmente c'è un novero di 6-7 squadre che sta messo molto bene, Giusva. Beh, Pippo, intanto, per amore di verità, diciamo che era il Milan, sì, ma era un Milan in ciabatte, diciamola tutta, con molti ragazzi. Però il giudizio sul Monza è quello. Secondo me il Monza sarà assolutamente protagonista, insieme ad altre almeno 7-8 squadre, quasi tutte figli di club importanti
e con investimenti robusti sul piatto, e tra queste la speranza e anche la legittima ambizione che ci sia anche la regina. Assolutamente. Da fronte mercato, che notizie hai sui vari Charpentier, Del Prato, Calò soprattutto? Io sapevo Calò che addirittura era stato fatto un mese fa. Guarda Pippo, ad oggi la pista più calda sembra quella di Falcinelli. Charpentier anche lui sembra vicino. Diciamo che, ed è una scelta, per carità, la mia non è una critica, ma una valutazione sul tipo di scelta. Ogni club sceglie di comunicare in un modo diverso, no? Io ad esempio quando ero giovane sono cresciuto in un club che aveva l'abitudine di negare anche a trattative firmate e chiuse, continuava a negare. Qui invece hanno scelto un'altra linea, legittima per carità, quella di sbandierare le trattative, creando suspense, creando entusiasmo e tutto quanto, e poi però ci sono le firme. Le firme ancora per quanto riguarda Charpentier, Falcinelli e anche chi ha detto Calo ancora non ci sono, anche se per quanto ne sappiamo dovrebbero essere vicinissimi, anche perché onestamente i casi rami sono rari. Grazie a Dio rari, sì. Meno male. Va bene Giusva, io ti ringrazio. Grazie a voi. Sei stato come al solito preziosissimo, ci risentiamo nelle prossime puntate. Grazie e un saluto a Reggio Calabria. Un abbraccio a voi e come si diceva una volta, a tutta Cosenza. Vinca il migliore, forza Regina, posso dirti anche questo. Ciao. E allora la palla passa a te, Vincenza. Io ti ho chiamato Vincenza. Mamma mia, sono emozionata, quando lo fai mi emoziono. Quindi... Veramente, Viviana, raccontaci le ultime degli spettatori, vai. Allora, guarda Pippo, in realtà vorrebbero avere delle novità per quanto riguarda la presenza o meno sui rumors di Sanogo. Yaya Sanogo. Allora, come raccontava poco prima il buon Alessandro Russo, c'è domanda e offerta. Sanogo ha una certa domanda, il Cosenza offre un'altra cifra. Ovviamente, fino a che queste due voci non si avvicinano, rimangono trattative. Come ci ha giustamente sottolineato Branca, molte volte si preferiva, nell'ambito degli uffici stampa, rimanere in silenzio, non parlare di alcuna trattativa, quantomeno neanche non ufficializzare o dire stiamo prendendo questo o quello. E devo dire che da questo punto di vista il DS Trinchera la sta facendo molto bene alla grande. Quello che c'è e che ha anticipato poco prima anche il buon Malena è che si stanno per chiudere le trattative con Corsi e Bittante, che fanno parte di quello zoccolo duro che il mister Occhiuzzi ha chiesto. E a tal proposito a Massimilla, che conosce un po' l'ambiente Cosenza, volevo chiedere: Occhiuzzi ha uno staff a mio avviso di Serie A, perché avere a fianco Moschella, Carnevale e Tortelli significa avere non solo il tattico, ma avere un allenatore quasi ogni reparto e avere, come dire, un insieme di idee che alla fine lui ha una grande personalità, Occhiuzzi, ed è giocatore fra i giocatori. E questo forse è una di quelle sue mosse vincenti che gli ha permesso di vincere, come dire, la Serie B, di salvarsi, vero Massimilla? Sono d'accordo con te. Solo che poi dopo in campo non va Occhiuzzi e vanno i calciatori. La realtà è questa, sei molto dissacrante. Io so solo, e io ho giocato anche in Liguria, che un pubblico come Cosenza non esiste. Quindi la tifoseria nostra merita tutto il bene di questo mondo e quindi voglio dire, bisogna fare di tutto per accontentarla. Assolutamente, tifoseria che purtroppo, come raccontavamo prima, il Covid tiene legati in casa. Nelle amichevoli si sono viste 1000 persone, addirittura nel ritiro, c'è la pubblicità, ve lo racconto dopo, nel ritiro del Napoli, dopo ve lo racconto, c'è la pubblicità. Restate con noi. Non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Bene, torniamo in studio e abbiamo ovviamente eco subito delle dichiarazioni. Vincenza, so che c'è qualcosa di caldo. Arrivate proprio durante fresca, la pubblicità in realtà, per quanto riguarda ciò che ha detto Alessandro Russo, in realtà per quanto riguarda il calciomercato probabilmente, anzi quasi sicuramente è un qualcosa che ha a che fare con un ideale, quindi con un sogno, no? Non sono stati molto d'accordo sulle affermazioni fatte da Russo. Togliendo probabilmente quello che è l'ideale, quindi il sogno, si toglie la bellezza, no, Pippo, del calcio in generale. Assolutamente, le aspettative, perché bene o male noi come televisione diamo il massimo sforzo, abbiamo la possibilità, il bello della televisione è questa, abbiamo la notizia, ve la diamo subito in diretta, il giornale già il giorno dopo è buono per arrotolare qualcosa, però dobbiamo anche dire che giustamente il calciomercato è fatto anche di voci, di indiscrezioni e magari non sono polpettoni ma sono anche voci che poi alla fine si rincorrono e arrivano all'obiettivo che doveva essere. E noi vediamo il fresco, vediamo quello che c'è. Ad oggi questo c'è, questo sta offrendo il calciomercato. Le notizie arrivano man mano, ma purtroppo non è colpa nostra se le notizie arrivano col contagocce o i movimenti non ci sono. Non ci sono molti denari, questa è la verità dei fatti e tutti quanti aspettano, come dire, questo incastro, il prestito che arriva dalla Serie A, la Serie A che fa il colpo grande e poi effetto domino nelle altre categorie. Arrivano, non dico il di più, ma arrivano i giocatori che non stanno stretti in quella rosa ma sono capaci di giocare. E allora intanto vi facciamo vedere un bellissimo video fatto dal sito del Cosenza Calcio, la presentazione del nuovo arrivo, l'esterno francese Sakho, la regia. Vince, si allenava con la kettle, ce l'ho pure io a casa. Pure io ce l'ho. Però io la guardo. No, io guarda, la utilizzo, a momenti alterni ma la utilizzo, giuro. Assolutamente, sì. Anche perché dire, un po', cerchiamo di fare un po' di movimento che ce l'abbiamo bisogno. E allora un altro movimento importante è stato quello del Crotone che ha portato il serbo Vulic. Di Vulic ci vediamo ovviamente un po' di interviste, un po' di azioni e può mandare alla regia il video su Vulic, il nuovo acquisto del Crotone. Thank you. I'm very excited because I am very ambitious. Big pleasure to play in Serie A. I will give my best to help the club and to achieve our goals. Yes, I won 2 titles with Red Star in Serbia. Now we have very big ambitions. We will work hard from the start, and we must take a lot of points in first half season. Era giusto per farvi vedere anche questo signore cosa è capace di fare, un piede fatato nelle punizioni, grandi inserimenti, un bel giocatore veramente, dobbiamo dire, complimenti al Crotone. Ci chiedevano del Cosenza, ovviamente noi torniamo a bomba sul calciomercato del Cosenza Calcio. Rifacciamo
come dire, l'escursus di quello che è accaduto fino ad oggi. Nel Cosenza, il Cosenza ha portato a casa 2 contratti importanti, il prestito di Falcone e quello di Sacco, 2 giocatori, uno dalla Sampdoria, uno arriva dal Nizza, giocato in Serie A francese, Serie B francese l'ha vinta e vuole misurarsi a Cosenza, dove ricordiamo tutti da Okereke, Asensio, Rivière e anche lo stesso Baez, giocatori che hanno trovato come dire, la loro dimensione giusta. Per le cessioni sono andati via quei prestiti importanti su cui il Cosenza voleva un po' rivedere la sua, Asensio, Balulì, Capela, Casasola, Perina, Rivière e Cone. Sappiamo di una trattativa di Dorazio che sembra essere interessato ad Ascoli, sappiamo che il Cosenza sta per riconfermare Corsi, dovrebbe essere una notizia ad Oram, così come quella di Bittanti, su cui sembra di essere agli sgoccioli, anche perché, come ribadivamo a inizio trasmissione, c'è un Instagram del giocatore che ha messo un bel cuoricino. Vincenzo. Per quanto riguarda Corsi, Pippo, in realtà si vocifera, chiedono i nostri tifosi se Corsi sia realmente indispensabile alla squadra Cosenza Calcio, piuttosto che magari utilizzarlo, quindi all'interno, ma in maniera un attimino più lontana, quindi magari non so, come osservatore oppure come motivatore. Cosa ne pensi, Pippo? Ne penso che ti rispondo dopo, perché in linea c'ho Alfredo Nardi del Quotidiano. Alfredo, mi senti? Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Stiamo un po' bollendo un po' tutti e fremendo, perché tutti quanti, tifosi e non, vorrebbero vedere completata al più presto la rosa del Cosenza Calcio. Che ne pensi? Beh, lo vorremmo tutti, Pippo, dai. Vorremmo che si fosse partiti con la rosa al completo, vorremmo che pur non avvenendo questo, che però dopo una settimana o più di ritiro, 2 quasi settimane di ritiro, oggi la squadra potesse contare su tutti gli effettivi. In realtà non è così, diciamo che è una tendenza comune anche alle altre società, solo che le altre società avevano una base di partenza, gli altri club, le altre squadre avevano una base di partenza più ampia di quella del Cosenza, quindi comunque con un numero di calciatori importante da smaltire poi per fare posto ai nuovi, ma comunque un punto di partenza più consistente. E il mercato del Cosenza lo sappiamo tutti com'è, Pippo, è un mercato di attesa per arrivare a dei profili importanti o importanti diciamo in prospettiva, no? Perché molti sono arrivate tante scommesse negli ultimi anni qui a Cosenza, accompagnati da critiche su ritardi, diciamo sulle condizioni atletiche, eccetera, eccetera. Poi alla fine sono quasi tutti usciti fuori con una certa rilevanza e poi hanno preso il volo per andare altrove. Quindi le scelte di merito, cioè sul valore dei calciatori, sono state sempre positive finora. Il problema sono stati i tempi. Per arrivare diciamo a dei profili importanti, però diciamo rispettando il budget che è consentito al Cosenza, il mercato del Cosenza è caratteristico del fatto che si chiude soltanto negli ultimi giorni o in prossimità, anche se io ho notizie che non arriveremo proprio agli ultimi giorni di mercato. Però poi questo sarà soltanto il tempo a dirlo, per carità, io alzo le mani, non so se sarà vero o meno, però così mi dicono. Comunque sei in ritardo rispetto ad altre. Il ritardo in sé però, Pippo, non deve preoccupare, perché il tempo c'è per poter, ovviamente all'inizio si faticherà. Siamo tutti nella stessa barca, sono tutti post-Covid, no? Sì, ma il mercato di quest'anno è fortemente determinato
dal post-Covid e dalla crisi economica, nonostante non si voglia credere questo, perché nonostante si voglia credere che è quasi tutto come prima, in realtà no, e lo stai vedendo dalle trattative. Se si legge bene l'evolversi delle trattative, non in Casa Cosenza Calcio, in genere, è un tira e molla continuo dove quelli, a mio avviso, senza accusare nessuno, però coloro i quali sono un po' fuori dal mondo sono gli agenti, i procuratori dei calciatori, che continuano a vivere come se nulla fosse, a pretendere come se nulla fosse, salvo poi a un certo punto ridimensionarsi, perché capiscono che le società non riescono a promettere, a fare quello che facevano prima, a meno che non ti chiami Monza e hai i soldi di Berlusconi, o ti chiami Regina e hai i soldi di Gallo, però anche lì io avrei dei dubbi un pochino sul fatto che non si riesce alla fine a prendere giocatori diversi che i grandi campioni che voglio dire, hanno bisogno di rilanciarsi, no? Il Menez, o l'anno scorso era stato il Denis, per dire. Bisogna vedere poi che riuscita fanno questi calciatori quando vai a giocare nei campi caldissimi della Serie B e c'è da prendere le come è botte. successo con Maxi Lopez, insomma, via. Ma Maxi Lopez sì, diciamo è stata un'operazione di copertina soprattutto. Ma io ricordo benissimo quando arrivò Maxi Lopez a Crotone, qui c'era gente che crepava di invidia per questa cosa qui di Maxi Lopez. Maxi Lopez a un certo punto è stato messo da parte perché evidentemente non offriva delle garanzie. Non bisogna farsi mai dire mai illudere. Però, Alfredo, mai dire mai. Perché certo, probabilmente se il giocatore arriva intenzionato come partito magari Diesel, il nostro Casasola, poi alla fine ha fatto la differenza. Perfetto, ma Casasola ha 23 anni, quanto c'ha? Assolutamente. Non ce n'ha 39, capito? Il problema è quello. Sì. No, quello che volevo chiederti, tra altre cose, si parla di trattative che stanno sfumando, uno su tutte quella di Camigliano, pare che le parti non sono lontane ma sono lontanissime, come invece però pare che c'è un nuovo interesse per Millico che però è di nuovo come dire, puntato da altre società. Prima il Torino diceva lo voglio tenere, adesso lo rimette sul mercato, pare che su Millico adesso ci va anche il Chievo, quindi bisogna andare un po' a vedere, così come per Ingrosso che invece pare sia un giocatore che potesse essere Cosenza da un momento all'altro. Allora, su Ingrosso ti posso dire che alla fine arriverà, almeno queste sono le sensazioni, certo. Sì, no, non sono sensazioni, sono le tue informazioni. Nel senso che dovrebbe arrivare, sono informazioni, dovrebbe arrivare, a meno che non succeda niente, perché ricordiamocelo sempre che nel mercato, Pippo, può accadere qualcosa da un minuto all'altro, non da un'ora all'altra, certo. Quindi è sempre tutto in evoluzione. Per quanto riguarda Camigliano, a me non risulta che in effetti ci sia mai stata una trattativa. C'è stato un interesse, una richiesta che è finita lì. C'è stato qualche sondaggio probabilmente all'inizio, però credo che poi il Cosenza abbia cambiato obiettivo. Millico è una di quelle situazioni in cui dovevamo prenderlo l'anno scorso, ti ricordi che ce l'avevano promesso? Sì, Millico è una di quelle situazioni in cui o qualcuno se lo accaparra inizialmente e allora i discorsi si chiudono, oppure è qualcosa che si chiuderà probabilmente, non è detto perché la controprova non c'è, alla fine, quando poi il tira e molla tra Torino, procuratore, giocatore e probabili squadre, insomma dovrà prendere una strada, no? Qui il problema mi pare di capire che sia non tanto il calciatore quanto chi lo gestisce, la gente, perché purtroppo, ripeto, fanno il bello e il cattivo tempo, le pretenziosità di alcuni agenti che pensano di poter
o di poter offrire, di poter promettere ai loro assistiti mari e monti, e alla fine l'unico obiettivo è quello. Io parlo chiaro, Pippo, non ho peli sulla lingua. Assolutamente, fai il giornalista, mica fai l'opinionista. Ecco, l'unico obiettivo è soltanto quello di ottenere un guadagno maggiore per il calciatore e per sé. Poi la linea di divisione qual è? Se il calciatore ci sta e allora si decide di guadagnare di più, pur non giocando, non gliene frega se gioca o meno, oppure c'è quel giocatore che ha un po' di orgoglio, che dice: su di me bisogna crederci, io voglio essere un calciatore che deve giocare titolare, anche se mi devo accontentare da qualche parte, però voglio essere in squadra, altrimenti così non si cresce mai. Ti devo fermare perché c'ho Vincenza che sta bollendo, che ti deve dormire. Sì, su Palmiero l'abbiamo sentito poco fa da Alessandro, le distanze pare che siano veramente notevoli fra le due parti. E beh, allora a questo punto è meglio cominciare a guardare altrove, dai. Giustamente, secondo me già il buon Trinchera sta già fiondando qualcos'altro. Siamo già in ritardo, dai. Assolutamente. Alessandra. Vai Vincenza. Una semplice curiosità, partendo dal presupposto che ovviamente quindi il calciomercato altro non è, come abbiamo detto finora, che un continuum. Ti chiedono, e ti chiedo anche io, quello che sta facendo il DS Trinchera, e cioè attendere per poi sferrare l'attacco finale, è per te un modus operandi corretto? Guarda, io non so se è corretto o scorretto, Vincenza, è un modus operandi, per carità, perché se ne avesse un altro modus operandi ci chiederemmo anche in quel caso se fosse corretto o scorretto. Certamente a Cosenza sarebbe difficile accettare un modus operandi come quello del Cittadella, cioè prendere i calciatori di Serie C e valorizzarli. Io non lo so se possa essere accettato come proprio modus operandi e stile di club, stile di comportamento del club sul mercato nella nostra città. Può darsi di sì, per carità, anche in questo caso non c'è mai la controprova. È un modus operandi, perché per le disponibilità economiche che ha il Cosenza, andare ora a chiedere un attaccante significa o che ti chiudono le porte in faccia, oppure che è qualcosa di talmente insormontabile l'ingaggio che ti sembra pure brutto andarlo a chiedere. Assolutamente, il discorso Sanogo praticamente si parla di ingaggio di 600.000 euro, insomma, appunto, siamo cifre stratosferiche. Se poi dobbiamo sognare calciatori che guadagnano 800.000 euro e vederli calcare il San Vito, cioè siamo fuori dal mondo. Assolutamente, no? E in tutto questo c'è, come dire, il giallo estivo Casasola Baez Salernitana, che pare che diventi un po' l'oggetto di questo fine calciomercato. Arriva Kupic, esce Casasola, vogliono Baez, il Cosenza non lo vuole dare. Allora vogliono Baez, sediamoci al tavolo e vediamo cosa mi offri per Baez. Mi offri 2 milioni di euro? Beh, è una bella cifra, sarebbe una bella cifra, no Pippo? Assolutamente. Oppure mi offri dei soldi e mi offri in cambio dei calciatori? Va bene, parliamone, vediamo se mi interessano. Ma che tu vuoi Baez e speri che cosa? Non ho capito, cosa spera la Salernitana? Vuole Baez, ok, ma lo vuoi ha problemi, guarda. Okay, pure a Trinchera piace Messi, che io sappia. Ma la Salernitana è messa come te, molti no, e la squadra ancora è quella che è, stanno lavorando con i Primavera. Io penso che questa situazione è livellata un po' su tutta la maggior parte delle squadre della B, tranne un po' quelle che hanno fatto, come dire, gran cassa perché hanno non solo il paracadute, però vedi Monza, Pippo, ma chi è sceso, Spalle, altre squadre hanno il paracadute. Tu me lo insegni, Pippo, tu me lo insegni, che poi quando si scende in campo è tutta un'altra storia. Assolutamente sì. I risultati sul campo dipendono soltanto da altri fattori più che dal valore intrinseco tecnico di una squadra, e lo ha dimostrato il Cosenza quest'anno, lo ha dimostrato il Cosenza. Io ti ringrazio Alfredo, sei stato preziosissimo. Grazie a voi. Ho sentito però una cosa su Corsi, volevo dire. Vai. Questa cosa qui, che se è meglio averlo come calciatore o è meglio no, averlo non si discute, come Corsi, uomo spogliatoio, non si penso, discute.
penso che meriti di giocare ancora, Assolutamente. anche di fare eventualmente il capitano e di dare il suo contributo al Cosenza. E Angelo Non ancora andiamo se la sempre sente. dietro ai campioni del mondo, perché qua non ne abbiamo campioni del mondo. Assolutamente, abbiamo tanti operai e tutti bravi, bravissima questa Appunto. puntualizzazione, complimenti. Appunto. Grazie Alfredo, io vorrei Grazie sentire... a voi ragazzi, grazie. Grazie, a risentirci e buon lavoro soprattutto. Io Ciao, vorrei grazie. sentire Massimilla perché poverino l'abbiamo tenuto un po' da parte. Luigi, la tua io la voglio sentire anche perché oggi hai raffiato proprio alla grandissima. Io faccio i migliori auguri al Cosenza. Spero che possa essere davvero un anno felice, non i soliti problemi ogni anno, perché Cosenza merita un posto al sole. Bellissima questa del posto al sole, che non è ovviamente come dire, il sequel che sta andando su Rai 3, ma una cosa di importante. Vincenza, prima ci vediamo il Catanzaro che ha chiuso il ritiro con Mister Calabro e poi te la vedi tu? Va benissimo. Va bene? Calabro ha chiuso il ritiro per il Catanzaro, erano a Moccone, sono tornati, sentiamo Calabro e poi torniamo in studio. Vieni! Vai Jack, vai! Sono soddisfatto dell'andamento del ritiro, il quadro generale è positivissimo, i giocatori hanno svolto interamente il programma di allenamento senza intoppi né a livello organizzativo né a livello fisico, quindi questo vuol dire che si è lavorato ottimamente. Attaccala! Bravo Andrea! La seconda! Attaccala! Fuori! Ora ci riposiamo 2 giorni per poi tornare a Catanzaro e incominciare a preparare l'inizio delle partite in maniera più intensa in vista dell'inizio del campionato. Spina, Bacchini e Rasi, il presidente Caffo va avanti anche lui. Siamo nel finale, te lo do tutto per te, siamo nella chiusura. Guarda, abbiamo parlato tanto di calciomercato perché questo è il nostro programma. Io voglio chiudere con una frase di Roberto Baggio che dice che è sempre meglio far correre la palla perché almeno la palla non suda. Bellissima, complimenti, molto bella. Noi ci diamo appuntamento a domani, stesso orario, stesso programma, come sa anche la mamma, perché c'è Franco Segreto, poi ci avremo Fabio D'Ippolito e poi torniamo di nuovo noi. Non cambiate canale, qui su TEN parliamo sempre solo di calcio. Ciao!